Buongiorno, sono Fabio Bilucaglia, sono il coordinatore dei corsi di prima formazione di Trieste e adesso vorrei parlarvi del corso operatore meccanico auto e moto. In realtà la nostra figura è quella di meccatronico, quindi in realtà c'è il vecchio meccanico e il vecchio elettrauto fusi in un'unica figura per formare questa parte di meccatronico. Ancora di più, al nostro terzo anno si comincia a parlare di quella che è la più grande innovazione, che sono i veicoli ibridi. Quindi noi abbiamo un primo anno e un secondo anno in cui si sviluppa tutta la parte della meccanica tradizionale, quindi le auto che conosciamo, i motorini che conosciamo ogni giorno. Al terzo anno abbiamo tutta la parte di innovazione dei veicoli ibridi, che di fatto sono dei lavori elettrici, quindi le nostre figure, i nostri ragazzi hanno tutta la formazione per lavorare su questi nuovi veicoli. È una grossa sfida che abbiamo e tant'è importante questa figura che abbiamo attivato anche il quarto anno di tecnico, che permette una specializzazione e puoi diventare anche un tecnico delle revisioni, quindi ti puoi occupare anche nel tecnico delle revisioni auto-moto. Queste figure sono molto richieste perché oggigiorno abbiamo una grossa quantità di aziende che richiedono queste nuove figure. In realtà il vecchio meccanico ha bisogno di sapere della parte elettronica della macchina, la parte elettronica, il vecchio elettrauto non esiste più, è stato messo, quindi noi offriamo un pacchettino completo per quello che riguarda la preparazione dei ragazzi e anche la formazione di tutti i corsi, tra virgolette, considerati obbligatori nell'ambito della sicurezza, che permettono di far lavorare i ragazzi negli ambiti nuovi che si stanno sviluppando. La parte dei veicoli ibridi non è così scontata. Di fatto ci sono molte tecnologie che intervengono e sono ancora coperte da molti brevetti, quindi mettere le mani su questi veicoli non è la cosa più scontata. Ecco, i nostri ragazzi sanno fare questo tipo di lavoro, quindi hanno un passo in più per entrare nel mondo del lavoro. Anche in questo caso, oltre al quarto anno, oltre ad avere la specializzazione nei centri di revisione per autoveicoli, abbiamo anche la possibilità di continuare il percorso nella scuola pubblica e abbiamo anche qua dei ragazzi che possono rientrare nel percorso di perito meccanico e quindi anche in questo caso, come nei precedenti, nulla è scontato. Quindi il primo anno uno entra, ha tutto il primo anno di tempo per capire se è più vicino alla meccanica auto, se è più vicino alla meccanica moto, e dopodiché può continuare il percorso, inserirsi nel mondo del lavoro oppure anche continuare nel percorso nella scuola tradizionale. Un'altra piccola specialità che abbiamo, oltre al corso di meccanico auto-moto, qui a Trieste, soprattutto nel campo della nautica, troviamo anche, i nostri ragazzi trovano lavoro anche come riparatori di motori entrobordo o fuoribordo. Sono sempre ovviamente dei motori meccanici, ma anche questo aspetto, anche in queste aziende riusciamo a entrare e a formare delle figure professionali che possono spendere la professionalità.